baby, eccoci qua. Siamo pronti? Avvisiamo gli amici. Già fatto. Avvisiamo i pazzi che ci seguono. Okay. Diventate anche voi pazzi. Alle 9 del mattino, live su YouTube. Dopo notte. Ok. Allora. Questa si chiama dedizione all'impegno preso e alla pagina. Smontare da notte. Salve o buongiorno. Allora, devo fare un attimo l'accesso all'applicazione e partiamo subito. Vabbè, posso fare anche di... Vabbè, infatti. Allora, buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso, dove qua si beve calcio. E si vive Napoli. E incredibilmente ce lo siamo ricordati, ragazzi. Siamo un po' più, diciamo, frizzanti rispetto all'ultima volta, fortunatamente. Bisogna dirlo. Sì. Tu non lo sai, in realtà avevo segnato anche qualche piccolo argomento, insomma, per quanto riguarda questa live. Adesso ce l'abbiamo. Anche perché ci sono 3-4 giorni sono passati, quindi qualcosa è successo. Qualcosina è successo. Andiamo però a sviscerare quello che è successo la settimana scorsa, così per vedere tutte le puttanate che abbiamo detto e che non abbiamo preso naturalmente. Mi sparo subito 8-0 per il Genoa e scappo al lavoro, ma vi ascolto sempre. Grazie Salvio, grazie naturalmente. Allora partiamo, prendi la giornata precedente. Sì, presa già. Scusa, fantastica app per fare le scommesse che non prendiamo. Partiamo con sicuramente il primo nome che avevamo detto, il primo nome che abbiamo preso, che è Vlasic. Forse l'unico? Forse sì. Vincenzo stava prendendo un nome... Gli aveva segnato Zerbini, anche questa volta, come è successo con Ilic, ha segnato e gliel'hanno annullato. Io però l'avevo beccato, Zerbini. No, vediamo il prossimo nome che dici che verrà. Che comunque ha fatto una bella partita, sì. E intanto abbiamo beccato anche il pareggio del Venezia. Abbiamo beccato il pareggio del Venezia, abbiamo beccato... No, perché il Cagliari ha perso e non abbiamo beccato Parma nessuno. Como ha vinto il Como. Ha vinto il Como. Inter Verona abbiamo detto X, ha vinto l'Inter. Empoli Lazio aveva detto X e ha vinto la Lazio. L'Atalanta va contro il Monza. Che cazzo. La Roma l'abbiamo preso. Bologna Juventus abbiamo preso X e Genoa Milano abbiamo preso 2. Ah, vabbè, quindi abbiamo beccato un po'. Ci siamo giocati le prime partite. Abbiamo beccato un pochino di roba, ragazzi, per quanto riguarda... Anche Frendrup abbiamo beccato. In negativo, diciamo. Avevamo detto che sarebbe stato importante per il fantacalcio, infatti ha fatto... Diamo consigli al fantacalcio, poi bonus e malus non lo sappiamo. Diciamo chi secondo noi farà succedere qualcosa, probabilmente. Allora, gli argomenti che mi ero un po' segnato, diciamo in maniera relativa, anche se poi tu mi hai relativamente smentito con un post, no, sto scherzando, diciamo in settimana. Allora, a parte mi ero segnato chiaramente l'Inter che va in finale di Champions, su cui si può fare una chiacchiera, in realtà si può fare una chiacchiera un attimo su queste semifinali di ritorno dell'Europa in generale, magari prima di fare i pronostici. La situazione infortuni Napoli, che diciamo è sempre abbastanza centrale in quest'anno, potrei dire in quest'anno, perché mi pare che solo per 4 giornate il Napoli ha avuto la squadra totalmente al completo. Le anticipazioni del libro di Spalletti, tempismo diciamo che sappiamo che potrebbe essere stato generato da un qualcosa di già previsto, già organizzato, perché diciamo le uscite dei libri non è che avvengono in 15 giorni, probabilmente era già previsto farlo uscire in questo periodo, in realtà probabilmente in concomitanza giustamente con il ricordo tra virgolette della vittoria dello scudetto 2 anni fa, probabilmente era questo il senso. Probabilmente sì. Purtroppo, come al solito, diciamo, è uscito il libro e anche se noi non vogliamo fare polemica, però certamente qualche frase che è stata un po' distorta anche dai media ha dato un po' fastidio. Questo sempre per, magari partiamo da questo, dato che ne sto parlando, questo sempre per sottolineare il fatto dal mio punto di vista che si cerca in qualsiasi modo, ma questo magari diciamo, noi parliamo di Napoli diciamo nello specifico, perché chiaramente siamo tifosi del Napoli e ragioniamo più sul Napoli. Forse succede un po' in tutte le città, io non sono poi così convinto al 100%, però questa cosa ci tengo a dirla per cercare di essere più oggettivo possibile. Però casualmente quando si parla di Napoli si cerca sempre di destabilizzare l'ambiente in qualsiasi modo, e le parole di Spalletti
prese così a cazzo di cane da dentro al libro. Ma infatti era questo il mio intento con quel post, con quello che avevo scritto, cioè il fatto che si cerca di destabilizzare l'ambiente estrapolando delle frasi prese qua e là, ma non argomentando e contestualizzando quello che sta scritto all'interno del libro. Senza poi aggiungere che, come hai detto tu, perché in realtà forse sei andato a vedere nello specifico più di me, che in realtà ci sono altre cose che ha scritto Spalletti nel libro. Ci sono dei passaggi bellissimi, cioè lui parla di De Laurentiis, è orgoglioso di essere stato l'allenatore del Napoli sotto la guida di De Laurentiis, che lo reputa un imprenditore di successo, un gestore di un certo modo, uno che gestisce nel migliore dei modi un'azienda come il Napoli, che l'ha portata dalle ceneri a vincere uno scudetto. Poi è chiaro che sappiamo tutti che De Laurentiis è una personalità infatti, complicata, però... il discorso mio è proprio quello, cioè noi non cadiamo proprio dal pero e non sappiamo. Il discorso della PEC, che poi alla fine era una lettera a mano scritta, come è scritto sul libro di Spalletti, già lo sapevamo. Sapevamo che erano due caratteri, Spalletti dal suo canto e Permaluso, lo si sa. Molto per modo l'altro De Laurentiis è uno che vuole stare al centro dell'attenzione e in quell'anno chissà come, chissà perché si è messo da parte e infatti si è arrivati a qualcosa, a vincere uno scudetto. Stessa cosa e infatti quest'anno si sta mettendo da parte e infatti siamo in corsa, mettiamola così, siamo in corsa, quindi sappiamo un bene o male come sono fatti, quali sono le personalità delle persone, cioè le personalità di questi soggetti, le personalità di questi soggetti e sapevamo già quali erano le dinamiche dietro al fatto che Spalletti avesse lasciato la panchina del Napoli o meno. Quindi io parlo a quei siti, ai creator, a tutte quelle persone che cercano di buttare là un po' di fumo negli occhi per prendere un po' di like e quant'altro. Argomentate, contestualizzate, informate nel completo le persone, perché se no succede... allora, come al solito c'è di totale disinformazione e noi per carità, cioè noi ci siamo dentro, nel senso che, parliamoci chiaro, abbiamo iniziato questo percorso, è chiaro che anche noi siamo della schiera dei creator, non siamo giornalisti, non siamo nulla, quindi figuratevi se non avremmo piacere a, tra virgolette, beccare, mo ci vuole like, follower e cazzate varie, per così dire, perché ci farebbe piacere crescere, è inutile essere ipocriti, ma il discorso è che noi cerchiamo di farlo in maniera, chiamiamola in maniera un po' diversa rispetto a molti, non a tutti, perché sono anche persone serie, cercando di parlare in maniera seria e oggettiva e dicendo le cose quanto più vere possibili, infatti, senza andare a distorcere la realtà. Se ti ricordi, nella pausa delle nazionali noi parlavamo proprio di questo e il fatto del calciomercato, cioè di non scrivere, di mettere post su notizie buttate qua e là per dare fumo negli occhi alle persone, perché fin quando a proposito parliamo altro argomento che mi ero dimenticato e volevo scrivere, perché infatti dopo quando tu hai stilato, hai fatto l'elegant, secondo me ci sarà anche quello. Mancano, no, è perché in realtà diciamo le avevo scritte qualche giorno prima questi argomenti, in realtà è iniziato già il fantamercato, chiamiamolo così, e cioè, è iniziato il fantamercato. In 3 giorni 3 nomi: De Bruyne, Lookman, 4, perché l'ultimo è Nunez. E pure Darwin Nunes, sì. Grealish. sì. Grealish. Cioè, quello che dico io. Allora, vabbè, può essere pure che tra questi 4/5 ci sarà un nome che arriverà. Però sono tutti diversi dagli altri. Cioè, ci deve essere un filo logico del progetto che vuole seguire il Napoli. Io sono d'accordo che De Bruyne potrebbe arrivare perché ama Napoli, è stata strunzata, si è sposato a Napoli, si è sposato nella costiera, allora verrà. Si è sposato a Sorrento. Sì, però, cioè, capito? Come che ha preso casa a Napoli, perché non può essere che ci piace Napoli accattata una casa. Esattamente, ad oggi c'è solo il Genoa. È quello che ho detto pure nel post. Perché anche tutte queste notizie, allora mettiamo pure il caso, no? Perché io voglio anche dire, mettiamo anche il caso che sia vero, che Manna, io in realtà ci credo al fatto che Manna stia già lavorando per il futuro, perché dal momento in cui è stata certificata la presenza del Napoli alla prossima Champions, che ormai è matematico, da più di una giornata,
è chiaro che il direttore sportivo che deve fare la squadra si comincia a muovere in un certo modo perché dice ok, lo so che tanto bisogna fare quello, io comincio a lavorare. Questo è anche già positivo per un altro discorso, che è il discorso allenatore. Assolutamente. Chiaramente magari si sta già muovendo per dire guarda, Ando, sto cazzo, noi già stiamo facendo però è sempre questione di sono sempre lì a mettere fumo negli occhi, comunque a far parlare di altro, mentre in realtà diciamo l'obiettivo, la concentrazione dovrebbe essere sulla partita di domenica sera. Quindi vediamo no, in realtà tra tutti e 4 nomi volevo solo aggiungere questo. È comunque un sogno De Bruyne, secondo me. L'unica cosa che volevo dire che possiamo parlare di calciomercato, anzi sì, no, allora, a me fa piacere che vengono accostati determinati nomi, anche se poi non arrivano, ok, però quantomeno vengono accostati. Molti hanno detto ma c'ha 35 anni, ragazzi, i fenomeni possono avere anche 40 anni, possono fare sempre la differenza. Vedere Modric nel Real Madrid, per esempio, nome a caso, e soprattutto io penso che non succederà mai, ma dovesse arrivare un giocatore del genere a Napoli, ragazzi, è positivo per una serie di motivi, per lo switch definitivo che a questo punto la società vuole provare a fare sotto certi punti di vista, per la Champions League perché prendi un uomo di esperienza in Champions, potrebbe essere così divertente. Però ti faccio una domanda: prendi De Bruyne, perfetto, fuori classe, assurdo, uno che secondo me sarebbe il colpo migliore degli ultimi 15 anni. Per il Napoli sì, assolutamente. De Bruyne sta al Napoli come Mia Khalifa sta al monastero di clausura. No, ma siamo d'accordo, sai, cioè per noi è fantamercato, stiamo parlando di fantamercato. Però quello che mi domando io è, il Napoli, se prende De Bruyne, un ragazzo di 33-34 anni, 35 deve fare, figurati, che progetto vuole fare? Quello dell'instant team o un progetto di lunga durata? Vuoi svecchiare la rosa? Perché già abbiamo giocatori che sono molti sopra i 26-27 anni e anche di più. Oppure vuoi continuare a ringaluzzire la rosa con ultra trentenni? Allora, qual è il gioco? Ne deve fare 34? Ah, ok, pensavo di più, so. Un anno in più, un anno mancante. Allora, però su questa cosa io ti dico... scusami un attimo, anche a livello economico, tu stai prendendo un giocatore che dovrebbe venire a prendere un sesto? Io credo che hai dato 6 milioni a Lukaku, devi dare 6 milioni anche a De Bruyne. Ma indubbiamente. Okay? Ma quanto prendi? 30-35 milioni là? No, non li devi mettere i diritti d'immagine. Vabbè, ma quelli poi perciò dico stiamo parlando di fantamercato. Per quanto riguarda al di là della questione economica, arrivederci, grazie. Sono dei colpi che sono al di fuori dalla portata del Napoli, che se poi almeno fino ad oggi Napoli non ha mai fatto nella sua gestione dei colpi del genere. Può essere che con l'arrivo di Conte la mentalità di De Laurentiis sia completamente cambiata. Allora, infatti, quello che ti volevo dire, tu dici vuoi fare l'instant team? Allora, dipende, nel senso che la storia del calcio ci ha insegnato, o almeno mi ha insegnato, non la metto sul personale perché sennò pare che parlo per tutti quanti, mi ha insegnato che per vincere a determinati livelli serve un mix. Ok, non puoi avere... Vedi il Barcellona, ok, Barcellona è una squadra spaventosamente forte dal mio punto di vista, ma estremamente giovane, perché quando vai 3-2 a San Siro a 5 minuti alla fine, porca di una puttana, per il Barcellona, poi meglio che è andato l'Inter in finale, anche se voi non ci crederete che siamo contenti, cioè ti devi, non dico devi difenderti, perché devi difendere quel cazzo di risultato, perché ormai ci sei. E invece, in realtà, essendo una squadra comunque abbastanza giovane, con pochi veterani, che in realtà di quella squadra mi pare che nessuno ha un'esperienza pesante in Champions, nemmeno lo stesso De Jong, che è fortissimo. No, forse Lewandowski, ma non c'era. Probabilmente l'inesperienza non gli ha permesso di arrivare in finale. Mentre l'Inter, che è una squadra comunque tosta, forte, di esperienza, ha già fatto la maggior parte, forse gli 8/11 della squadra che è arrivata in finale, ha già fatto un'altra finale, chiaramente è riuscita poi, insomma, con un po' di esperienza
ad arrivare in finale. Cioè, secondo me serve sempre un mix, quindi dipende, se tu prendi un giocatore del genere, dipende poi chi metti a fianco. Il problema è che tu devi cambiare... Allora, partiamo dal presupposto che parlando seriamente, ha più senso 8 milioni di De Bruyne che sia Lukaku con 30 di cartellino, non per le prestazioni insieme ma per il valore intrinseco. Assolutamente sì, però per la gestione di De Laurentiis 8 milioni sono impossibili. Probabilmente sono stati dati 10 milioni a Osimhen perché se ne era probabilmente. Kvara, un giocatore mostro come Kvara, sono stati dati 10 milioni a Osimhen in realtà per cominciarlo a restare un altro anno per poi farlo andare via l'anno dopo. Ma in realtà quei 10 milioni l'ammortizzavi. Sicuramente, in realtà gli è stato fatto un errore che io continuo a dire gravissimo. Assolutamente. Gravissimo, non perché non valesse 10 milioni, no, perché dovevi ma perché prima. tu, esatto, perché se tu lo volevi già vendere è inutile dare quei 10 milioni perché sapevi che ti poteva inculare. Che dovevi venderlo prima. Esatto, poi lascia perdere. Cioè quei 10 milioni sono fittizi perché spalmati negli anni, quei 10 milioni non valevano, cioè dalle casse del Napoli non usciva poco, quindi erano fittizi. Il problema è che tu non devi cambiare solamente, non prendi De Bruyne per puntellare la rosa, no, tu devi cambiare 7-8 giocatori ad oggi del Napoli. È quello che io dico, cioè tu prendi De Bruyne, gli dai 6 milioni, perfetto, ottimo, però gli devi comprare altri 7 giocatori. Ma infatti bisognerà vedere, non lo vendi Lukaku tra 2 anni. No. Allora, quando prendi giocatori tipo Lukaku, tipo l'eventuale sicuro impossibile arrivo di De Bruyne, sono giocatori che tu arrivi a fine contratto. Sì, che poi arriva a fine contratto e se ne vanno. Non a meno che non lo vendi a fine carriera, lo vai all'Anderlecht e va a fare le ultime partite. Sì, ma stiamo parlando di pochi milioni, lo vai a vendere. Cioè, perché io dico, per quanto mi possa dispiacere, che nell'eventualità questo è l'ultimo anno in cui puoi vendere giocatori tipo Anghissello o Botka, perché sono arrivati ad un'età che o li vendi quest'anno e ci guadagni qualcosa o non li vendi più. Anghissà io sono... Cioè a quel punto tanto vale linee fino a fine contratto. Anghissà io sono anche convinto che possa andare via e secondo me è anche più giusto che vai a switchare un ciclo che secondo me è finito, un po' sì, vai a ricavare qualcosa. Dovesse poi arrivare il miracolo quest'anno, noi parliamo di miracolo perché non ce l'aspettavamo, chiudi definitivamente un ciclo con determinati giocatori e anche per hanno avuto anche una sorta di rivincita molti di loro, quindi vedi Robot, vedi Anghissà e ci sta. Ma poi ci sono tante questioni familiari che ragazzi noi di cui non siamo a conoscenza, quindi a quanto pare Anghissà anche delle questioni familiari. Dai nomi fatti, io ti dico, io vedrei più un Lookman. Ci servirebbe pure tanto, in realtà ci servirebbe veramente tantissimo un Lookman. Ma vedi De Bruyne, no? Perfetto. Poi si vena, amore di, anzi, chapeau. Andre, taser. Chapeau! Cioè, senza... chapeau! Amore di. Però mi serve più Lookman adesso, perché sulla sinistra non ho nessuno. Sì, no. Allora, secondo me serve un po' di gente in generale. Perciò dire, ma i 7-8 giocatori servono. Come serve un difensore centrale. Prenderei un Darwin Núñez, cioè io andrei a prendere Darwin Núñez. Lo sai, non mi fa impazzire Núñez. Secondo me si è messo sotto le strette. Poi comunque il giocatore che là devi proprio acquistare, perché non credo sia scadenza. No, che scadenza? Devi acquistarlo e anche lo stipendio lì. Però sai, sono giocatori che vengono da delle annate, tipo questa qua, Núñez, da un'annata non stratosferica. No, e tra l'altro puoi prendere. Tra l'altro lui non gioca mai titolare perché se raggiunge determinate presenze il Liverpool lo deve pagare. E perciò pagare. Cioè, questi sono i giocatori che prossimo anno Coppa d'Africa. Sì. Ed ecco perché Anghissà se ne va. Sì. Perciò Anghissà se ne va. Sì. Basta, Coppa d'Africa a me stavo sui coglioni, ragazzi, ma in realtà a me già tutte le nazionali durante l'anno mi stanno sul cazzo e non è per la Coppa d'Africa in sé. Però la Coppa d'Africa io capisco che chiaramente me ne giocate a gennaio perché là fa troppo caldo d'estate, siamo tutti d'accordo, però capita proprio in un periodo di transizione del campionato pesante, cioè secondo me puoi fare poco, purtroppo il problema sta sempre là, che i giocatori che vengono pagati dalle società devono andare in nazionale e metti caso succede qualcosa, come è capitato anche a noi più volte, stesso anche in Coppa d'Africa con Osimhen. Assolutamente. E poi Koulibaly là è un danno all'otto. Ma chissà se ne va anche per quello, perché non si fa un altro anno con la Coppa d'Africa in mezzo. Scusate.
Comunque, questo è il fantamercato. L'ultimo argomento prima di passare ai pronostici, ragazzi, finalmente, naturalmente. L'Inter in finale, meritata. Assolutamente. Totalmente meritata la finale dell'Inter, 2 semifinali. O per dei meriti del Barcellona? No, meriti dell'Inter, ragazzi. Anche allora io la partita d'andata l'ho vista tutta. Partita spaventosa, l'Inter in realtà sotto certi punti di vista meritava tranquillamente di vincere, era andata in vantaggio 2-0, poi è stata recuperata, poi è andata in vantaggio, recuperata di nuovo, poi in realtà Mkhitaryan aveva segnato il 4-3, annullato per pochi centimetri, mo sia giusto o non sia giusto, il fuorigioco al momento funziona così. Quindi poi si vedrà se verrà introdotto il concetto di luce, ma secondo me cambia poco e tra l'altro è molto pericoloso questo concetto di luce, è molto pericoloso perché tutti quanti dicono sì, però è assurdo annullare un gol per pochi centimetri. Ok, introduciamo il concetto di luce. Quant'è questa luce? Come viene definita? No, ma comunque si parlerà sempre, anche se metti la luce si parlerà sempre. Il problema è che se metti la luce, secondo me, tu introduci un problema di oggettività e di soggettività da parte degli arbitri e di chi deve valutare di valutazione. Cioè, immaginate in Italia, allora, diventa allucinante. Anche col centimetro, col millimetro è qualcosa di oggettivo, con la luce è peggio. Con la luce diventa soggettivo, alla fine diventa soggettivo. Lukaku contro il Lecce, ma di un minimo, ma quello è oggettivo. Però oggettivamente era fuori gioco. Oggettivamente aveva il pallone fuori gioco. 48 e mezza per però era fuori gioco. Infatti si è messo a ridere pure lui, però purtroppo la regola, purtroppo o per fortuna, la regola è questa e quindi era fuori gioco. Quindi secondo me sarà, diciamo, eventualmente ci sarà da ridere probabilmente. Assolutamente. Semifinali di ritorno sempre spaventosa, quindi io sono stato molto, io sono contento con tutto che viene detto che non dobbiamo essere contenti perché l'Inter è in finale. Sono contento che l'Inter sia andata, uno perché vabbè, è una squadra italiana, certo un po' di ci vorresti stare io al posto dell'Inter, quello è sicuro. Ma sappiamo anche che al momento è quasi impossibile, anche perché non eravamo nella condizione. Non si scema, ma di là tutto, per orgoglio italiano, dai, ci sta. Poi che va contro il Paris Saint-Germain degli ex Fabian Ruiz e di Kvara, io sono più contento che vinca il Paris Saint-Germain contro l'Inter in finale. Però mi fa piacere che l'Inter è arrivato in finale. Poi perde un altro discorso. In realtà, allora, io sarò relativamente contento in entrambi i casi perché nell'Inter gioca comunque Zielinski che comunque a cui io sono molto affezionato nonostante ha deciso di andarsene all'Inter. Io vorrei fare un piccolo passaggio perché al di là di Kvaratskhelia, questo è sempre per ricordarvi che in realtà io parlo di noi in generale che non capiamo un cazzo di calcio, ma quando c'era Fabiano giocava nel Napoli che facevate 2 palle così voi il cammellone non serve niente, ragazzi, era un giocatore, l'ho sempre detto, che è sempre stato un giocatore fantastico, era lento nei movimenti ma aveva una tecnica assurda. Da noi sono passati giocatori assurdi, molti dei quali noi non abbiamo minimamente apprezzato perché siamo dei deficienti. Facci caso, noi abbiamo avuto problemi a centrocampo per i tiri da fuori e per i gol da fuori da quando Fabiano Ruiz si è andato. Fabiano e anche Zielinski naturalmente che aveva Zielinski, la botta. Vabbè, sì, Zielinski era però poi già stava in discesa come prestazione. Sto scattando Gavrante, quindi faccio così. Al PC. live, condizionatore live. E poi infatti quest'anno chissà come è arrivato McTominay e siamo ritornati a segnare da fuori area. Vabbè sì, da fuori area con i centrocampisti, anche perché il gioco di Conte in realtà porta molto il centrocampo a segnare, sostanzialmente il gioco di Conte non è che non ha bisogno di un attaccante da 30 con la stagione, semplicemente se non ce l'ha riesce a sopperire in un altro modo. L'ha fatto anche con la immaginati la finale di Champions. Allora, viene una settimana dopo l'ultima partita di campionato. Succede quello che succede. Chi lo sa. Ok? Mm-hmm. Finale. L'Inter perde sia quello che la finale e Kvara col Paris vince la Champions. Bellissimo. Ah sì, diciamo, io sarei posso dire che in realtà me ne frega relativamente dalla finale di Champions. No, mi fa piacere per Kvara.
Ma sì, ti direi nì, nel senso che Kvara io ho comunque delle remore sul fatto che se ne è andato a gennaio. Ma infatti si vede, io ho visto un po' la partita, si vede come gioca adesso. Adesso c'ha la testa libera, quindi qual era il problema? Esatto, esattamente. Io sto dicendo, per me non ha fatto assolutamente bene andarsene via. Cioè, non è che non ha fatto bene, mi fa piacere, sportivamente ha fatto bene. Mi fa piacere perché comunque è quello che ci ha dato tanto, anche se solo in un anno e mezzo, perché poi l'anno scorso, metà anno... Sono 2 anni e mezzo. Non li conto. Cioè metà anno dell'anno scorso e questo metà anno non li conto. Lui ci ha dato tanto in un anno e mezzo. E bisogna anche dire che di tutto quello che è successo l'anno scorso, forse è stato il miglior giocatore della squadra a livello di prestazione. Assolutamente. Però in barba a Conte al Napoli, ragazzi, però possiamo dire che sono casualità queste, cioè nel senso, come dire, anche un po' di fortuna, perché tu sei andato a Paris Saint-Germain, manco a farla apposta, questa Paris è arrivato in finale di Champions, e se mai dovessi vincere sei arrivato per una casualità di situazioni, di una serie di situazioni, nell'anno in cui, nel caso dove il Paris vince la prima Champions League. Cioè, ripeto, sono casualità, sono momenti, cioè è beccato il momento perfetto, mettiamola così. Detto questo, io continuo ad essere convinto che per me sportivamente potrà magari anche avere ragione, anche se probabilmente sotto io forse sarei più contento che vincesse l'Inter la Champions, ve lo dico qua tranquillamente, perché comunque schifo, non sei napoletano, ma dai, è una squadra italiana, porca puttana, figurati, infatti in realtà io speravo noi vinciamo lo scudetto e loro mi dicono, ma io l'ho sempre detto, sbaglio, perché Peppe che ci sta aspettando, ha detto, ma ti facesse tempo fa, ma sto parlando di mesi fa, disse, ma ti facesse schifo come Napoli in questo campionato dell'Inter Champions League. Mettere la firma. Avremmo messo tutti la firma, io parliamoci chiaro, tutti interisti e napoletani. Assolutamente. E basta abbandonato la chat. No, ma io allora, per quello che ha detto anche Peppe prima, probabilmente tutti tranne Conte, naturalmente, cioè hanno messo la firma. Questo mi sembra logico sul fatto del Napoli e l'Inter. Però detto questo, ripeto, cioè, sportivamente, stavo dicendo, magari potrebbe aver avuto ragione, vedremo, perché è tutto ancora da scrivere. Umanamente, secondo me, o per tanti altri motivi, secondo me, diciamo, non è stata una cosa bellissima dal mio punto di vista. Assolutamente, quello sicuramente. Queste ne abbiamo già parlato, non vi voglio annoiare con parliamo passato, parliamo presente. Andiamo, abbiamo diciamo sviscerato un po' di argomenti, abbiamo parlato di un po' di argomenti, insomma, che secondo me ci si poteva parlare. E adesso andiamo con qualcosa di più leggero. Andiamo 36esima giornata. Adesso andiamo a cazzeggiare, per così dire. Scusami, hai ragione. Mi metto a capo. 36esima giornata di campionato, mancano 3 passi. Se andasse la connessione io potrei vedere le partite. Sicuramente la prima partita è quella tra Bologna e Milan, perché poi hanno la Coppa Italia mercoledì, giovedì, non mi ricordo. È vero, Milan-Bologna, sì, Milan-Bologna. Allora, il Milan so che dovrebbe, dalle ultime informazioni, dovrebbe fare un bel turnover, perché ovviamente, anche se qua non porta tutto questo turnover, ma secondo me tanto turnover non lo fare. Che cazzo fa sto turnover che stanno giocando? Non giocano in Minnaria. Ma vedete, ci hanno 400 giocatori, cioè che cazzo di turnover dei fa? Vabbè, comunque, Milan-Bologna, ragazzi, Milan-Bologna, prima partita di stasera alle 20:45, tra l'altro. Io ti dico, stasera. Il Bologna fa il colpaccio a Milano e poi il Milan, bravo. Ci può stare, comincio a sentire freddo, sono un po' irregolare. Te ne bambato oggi, Chist. Ecco. Tu dici che il Bologna fa il colpo a Milano. Allora, al Bologna converrebbe fare il colpo a Milano sempre per la questione Champions, perché parlando della corsa Champions c'è un bel po' di traffico. Cioè, Juventus 63, Roma 63, Lazio 63, Bologna 62. Il Milan non ha quasi più nulla da dire. Il Milan al massimo può arrivare al 7° posto, però a prescindere dal 7° posto, il Milan l'unico obiettivo che adesso ha è vincere la Coppa Italia per entrare in Europa League, è l'unica cosa che potrebbe salvare la stagione. Eppure sai che io sono convinto che il Bologna la porta a casa la Coppa quest'anno. Io non lo so perché ho questa sensazione. Credo anch'io
Credo anch'io, però fortunatamente non facciamo i pronostici sulla Coppa Italia, ma facciamo i pronostici sulla Serie A. Però io ti avrei detto, cioè, ti giustifico il 2 del Bologna in campionato perché poi il Milan si vorrà concentrare sulla Coppa Italia. Poi sulla Coppa Italia pure io penso che il Bologna... Guarda, io invece ti dico X per quanto riguarda il campionato. Allora metti X. Ti dico X perché secondo me si studieranno. Anche in vista della Coppa. Potrebbe essere così. Quindi ti dico, mi sento anche X. Perché effettivamente se tu ci pensi, il Bologna, tra le tante squadre che sono in lotta per la Champions League, è quella secondo me più accreditata a livello di squadra per andare in Conference League, cioè al 7° posto. Vincendo la Coppa Italia non andrebbe in Conference, ma andrebbe in Europa. Sì, quindi e butta una delle 3 in Europa League, in Conference League sì, perché sarà così, perché se poi arriva settima, una diciamo di... Tra Roma e Lazio, Juventus dovrebbero andare in Conference League. Almeno che il Bologna non faccia il colpo. Conference League. Ma in realtà, allora, partendo dal presupposto che la Conference League secondo me è una coppa messa in più, ok, come fu messa tempo fa l'Intertoto, cazzate varie, siamo troppo abituati in Italia a snobbare queste competizioni. In realtà vedi il Chelsea per esempio, che potrebbe andarla a vincere, anche se io spero la vinca il Betis, vi dico la verità, la Conference. Ma ti dico, scusami, vai, poi dopo io volevo dire, siamo un po' troppo abituati a snobbare queste coppe, quando invece anche una Juventus o una Roma o una Lazio in Conference, cioè tu puoi andare comunque, come la Roma l'ha fatto in realtà, puoi andare ad alzare una coppa europea, ragazzi, comunque prestigio, è comunque una coppa che vinci, è comunque una coppa che ti porta in Europa League tranquillamente. E ti dico di più, chi sono i finalisti, le finaliste in Europa League? Manchester United e Tottenham che in Premier stanno facendo cagare. 16° e 15°. Possono salvare una stagione, chi vince? Dove va? In Champions. Perciò sto dicendo, a volte sì, in Italia facciamo un po' troppo abituati a snobbare le coppe europee, ragazzi, minori rispetto alla Champions, intendo. Anche l'Europa League, e infatti la Roma in realtà ci voleva provare, l'Europa League è comunque un bel trofeo da alzare, ti porta in Champions, ti dà prestigio, cioè l'Atalanta l'ha vinta l'anno scorso. Ma anche perché l'anno scorso 3-0 contro il Bayern Leverkusen. Ragazzi, anche perché comunque delle 3 squadre che ne stiamo citando, Juventus, Roma e Lazio, potrebbero partire come diciamo non mi viene il termine, che possono vincerla, dimmi il termine. Favorite. Potrebbero partire come favorite in Conference League, quindi anche quello, però sarebbe carino vedere la Juventus e noi vabbè, basta, faccio troppo il tifoso, facciamo gli sportivi. Anche sportivi. Non penso che la Juve arriva in Conference. Allora, passando al fantacalcio, io ho già segnato Joao Felix per quanto riguarda però scusami, pronostico facile, chi è che non perde? Milano o Bologna? Secondo me il Milan non perde. Per il pronostico facile, volete un pronostico facile, il Milan non perde. Quindi se volete giocarmi una bolletta facile, un 1x. Vabbè. Perché secondo me comunque in casa il Milan deve comunque anche, non tanto il Milan in sé, il Milan società, io intendo i giocatori e l'allenatore hanno comunque qualcosina da dimostrare e voglia per questo finale di campionato e per l'anno prossimo, per chi vuole rimanere, chi se ne vuole andare a fanculo, cioè quindi il Milan secondo me non perde. Per questo ti dico anche Joao Felix, nel caso dovesse partire titolare. Joao Felix ha veramente tantissimo da dimostrare, perché da quando è arrivato a gennaio in realtà non ha fatto un cazzo, detto proprio chiaramente. Vabbè, tu lo sai, hai fantacalcio. E tra l'altro l'hai messo ti dico per il Bologna, così chiudo diciamo il mio pronostico, dico Dallinga. Di qua, vai. E invece ti dico per il Bologna il mio pupillo, che gioca titolare perché Ndoi non c'è, Dominguez. Benji, lo vedo molto bene a Napoli. E stesso discorso di Felix te lo faccio con Gimenez, che si è sbloccato all'ultima dopo un po' di digiuno e probabile potrebbe continuare. Quindi pronostico pazzo, bolletta pazza X Milan Bologna, fantacalcio Felix, Gimenez, Dallinga, Dominguez, che sono quei nomi che secondo noi potrebbero diciamo creare qualcosa. Poi Como Cagliari, l'anticipo di sabato 10 maggio 15 ore 15. Vabbè dai, cioè per me vince sesta? Il Como. Per me vince il Como. Mette la sesta? Secondo me mette la sesta di fila il Como. Io ti dico che secondo me il Cagliari potrebbe strappare il pareggio per essere
salva al 33-27. Il Cagliari per me è già salvo, ragazzi. Il Cagliari non è salvo matematicamente, No, gli mancano vabbè, solo 3 punti per salvarsi. Allora, ma parlando velocemente un attimo della lotta salvezza, no? Lecce, Venezia, Empoli. Ragazzi, cioè, guardando Lecce, Venezia, Empoli, Verona, Parma e Cagliari sono in realtà già salvi tipo, tutta la vita. Beh, non è detto, vince però. Perché ci sono 2 scontri diretti che dopo andiamo ad analizzare, che sono Empoli, Parma e Verona Lecce. Dopo vediamo, ma ripeto, secondo me, vabbè, ne parliamo un attimo allora, dopo, tanto ne parleremo dopo. Sicuro il Como non perde. Sicuro non perde, secondo me vince tranquillamente. Metti la vittoria. Metto la vittoria del Como nella bolletta pazza. Come giocatori io ti dico... Io ti dico, se gioca titolare Duvikas. Oh, niente, cioè proprio insisti. Perché da poco l'ho detto, ma non ha gioco titolare. Quindi adesso gioca titolare Duvikas. Io ti dico Iconè. Ok, la fa per e per. Ma già visto gli highlights della partita, se lui si è mangiato un gol, non mi toccarmi a me. Mentre invece per il Cagliari, Frank Zappa. Una strimpellata. Mentre io oggi ho fatto un macello, tanto quelli sono i nomi. Per il Cagliari io ti dico Luperto, così a cazzo di cane, esotico. Ex Lupo Alberto. E arriviamo alla prima partita, diciamo... Si decide tanto questa giornata. Sì, perché il primo big match della giornata, ragazzi, Lazio, cioè il primo e il secondo, perché c'è Milan-Bologna, scusami. Lazio-Juventus, ragazzi, partita tostissima, perché entrambe si giocano una grossa fetta di Champions League. Una grossa fetta di Champions League. Cioè chi perde chi vince fuori è divertente, chi perde tendenzialmente e se fuori, dovessero pareggiare stanno guaiati. Assolutamente sì. Secondo me la Lazio la porta a casa, anche secondo me, contro la Juve, la Juve che si è ripresa, ma una Juve che comunque sta affrontando quest'anno tante difficoltà sotto tanti punti di vista. No, vince la Juve per Salvio. Addirittura io credo che la Lazio faccia il colpaccio, anche perché c'è il fattore campo che in una partita del genere potrebbe contare parecchio. La Juve non ha, secondo me, il suo giocatore tecnicamente migliore, che è Yildiz, che ha fatto una stronzata. Cazzo, un coglione. Ha fatto una stronzata, pecca di esperienza, forse è stata però una partita contro il Monza, non puoi fare quella stronzata. Assolutamente. E ha un po' di giocatori infortunati. Potrebbe fare, è una partita secondo me da X. Cioè, se prendi tutte e due le squadre per come stanno, ancora cambiare, se vuoi. No, secondo me è una partita sì da X per le due squadre per come stanno per lo stato di forma, ma prevarranno le motivazioni. Ti dico uno per il fattore campo. Va bene, quindi lasciamo uno. Io lascerei una. Come si dice in Inter-Lazio? Sì, plausibile. Sì. Plausibile. Sì, la partita cruciale per il campionato, cioè per la lotta a scudetto è quella. Per la corsa Champions questa giornata qua. Perché 2 squadre verranno fatte fuori, sicuro. Perché poi dopo c'è il posticipo Atalanta. Allora, io per i giocatori, ti vado direttamente per i giocatori. Io ho già scritto i miei due. Rovella per chi non si accontenta. Esatto, per la Lazio. E Colomwani per quanto riguarda la Juventus. Io ti dico invece Gustav Isaksen per la Lazio e un colpo di testa di Pierre Kalulu. Buono. C'era il fantasma. Sì, lo metti. Empoli-Parma, ragazzi, passiamo ad Empoli-Parma e qui si parla di lotta a scudetto. Allora, perché di lotta salvezza? Perché io prima dicevo che secondo me quelle squadre sono già salve. È chiaro che potrebbe succedere qualsiasi cosa, però l'Empoli potrebbe anche vincere col Parma e salirebbe a 28, il Parma è a 32, il Parma avrebbe ancora 4 punti di vantaggio sull'Empoli. Ma detto ciò, io non sono così convinto che l'Empoli vinca domenica contro il Parma. Sabato. Domenica. Sabato. Non sono così convinto perché l'Empoli sta veramente giocando male. 20 partite senza vittoria. È una delle squadre insieme al Monza che per il percorso fatto merita di scendere in Serie B. È un peccato perché gli davo tanto credito all'Empoli, ma si sta rivelando una... per come sta giocando, Andrea, io su questo voglio battere, per come sta giocando io trovo tra virgolette impossibile che riesca a salvarsi, a meno che non c'è un'inversione proprio a U sostanzialmente per il suo gioco, per quello che sta succedendo.
Quindi, ripeto, secondo me non vince nemmeno sabato. Stavo vedendo un attimo secondo me pareggiano. Stavo vedendo un attimo il calendario. L'Empoli ha il Parma in casa, poi contro il Monza a Monza e finisce contro il Verona in casa. Mentre il Parma a noi, ora, vabbè, gioca contro l'Empoli, e poi l'ultima ce l'ha contro l'Atalanta. Poi il Verona ha il Como, no, il Verona ha il Lecce, ecco perché c'è anche... Però ecco, il discorso che facevo io è proprio questo. Empoli-Parma, metti caso dovessero vincere Empoli-Parma e Verona-Lecce, sia l'Empoli che il Lecce, il Verona e il Parma si trovano rimmischiati nuovamente nella lotta a salvezza. Cioè ci sta quello che dici tu, che per lo stato di forma dell'Empoli probabilmente sono fuori dalla zona di retrocessione sia il Parma che il Verona, però c'è la partita Verona-Lecce che se Lecce vince, il Lecce si porta a meno 2 da Verona e Parma. Perciò non sono tranquille. Cioè non guardare l'Empoli. No, tranquille no, però io dico che per me, proprio perché non sono tranquille, proprio per questo, e approcceranno questi 2 scontri diretti in un determinato modo, per me sono già salve. Non so se mi sono spiegato, nel senso, non sono tranquille, quindi il Parma non andrà a passeggiare ad Empoli, naturalmente, ma andrà probabilmente con una voglia di fare il risultato, e questo potrebbe scaturire quello che avevo scritto, secondo me, l'X, e ti dico, e quindi portare ad avere poi tranquillità dopo. Farebbe molto piacere che il Parma andasse a pareggiare a Empoli o andasse a vincere. Sì, perché se dovesse vincere l'Empoli, il Parma a noi e l'Atalanta. Quindi contro di noi faranno la partita della vita. Pure assolutamente, vabbè, ma questo figurati. Però è giusto, devono giocare le loro carte, quindi va bene. Empoli Parma X non cambia un cazzo. E andiamo a parlare di fantacalcio. Sì, dai, basta, ci stiamo perdendo troppo tempo. Esatto. Andiamo a parlare di fantacalcio. Ti dico subito, Fazzini per l'Empoli. E Valeri. Fazzini e Valeri. Io invece ti vado a dire Solbakken. Gioca titolare. Sì, perché stanno rotto 50 loro. No, Colombo è pure tra l'altro Colombo è stato espulso. E ti vado a dire Bonni, te lo dico io questa volta, per il Parma. Se lo metterò a fantacalcio. Andiamo con Udinese-Monza. Qui penso ci siano veramente poche cose da dire. Monza già con la testa lì. Monza già con la testa chiaramente alla Serie B. L'1 per l'Udinese, che si è ripreso nell'ultima giornata e penso voglia continuare un po' la striscia, cioè voglia riprendere una striscia positiva di risultati, che comunque manca da tanto tempo. Uno fisso va benissimo. Per quanto riguarda, io passerei direttamente al fantacalcio, ti dico Solé così per l'Udinese, e ti dico il solito Caprari, che secondo me un gol lo metterà a registro prima della fine. Da quando è che non segna? È da troppo. Io ti direi Attà. Pedro Pereira sulla fascia destra per il Monza. Pedro Pereira. Beh, qui siamo andati abbastanza veloci, ragazzi, anche perché veramente mi sembrava stupido perderci tempo. Ecco, poi c'è quest'altra partita, Verona-Lecce, che allora fanno sempre, secondo me, tanto le motivazioni. Se il Lecce vuole avere uno scatto d'orgoglio come ha avuto nelle ultime 2 giornate, perché contro di noi comunque in maniera molto disordinata ha giocato, ha cercato di portare qualcosa a casa, contro l'Atalanta ha fatto un'ottima partita nella giornata precedente, contro il Verona deve sfruttare allora Verona vince. Io ti ho messo 2 del Lecce. Secondo me Lecce... perché come detto le motivazioni potrebbero fare tanto. Loro sono usciti da un periodo complicato anche dal punto di vista emotivo, potrebbero provare a fare il colpo. Io ci credo che possono fare il colpo. Lecce Verona sarà più entusiasmante la prossima finale di Champions. Potrebbe essere plausibile. Finirà 4-5. E sulla carta, ma solo sulla carta, il Lecce come organico per me è più forte del Verona. Quindi il Lecce ha tutte le carte per provare a... Dire che sono 2 squadre di merda, però. In realtà giocano male, perché poi se vai a vedere i singoli del Lecce non sono malvagi. Cioè, per esempio, se poi vai a vedere i singoli del Verona...
Sì. Quindi per questo dico che Lecce ce la potrebbe fare. Lecce secondo me tra le tre è quella che insieme al Venezia un pochino potrebbe più ambire alla salvezza, però il Venezia è sfigato. No, è sfigato. Venezia è un calendario di merda. Venezia... Io comunque ti dico subito Krstovic, secondo me torna a segnare. È l'unico che segna. Esatto. Dire tu. Torna a segnare Krstovic. Per il Verona? E ti dico Tengsted. Quindi 2 attaccanti. Sì. Io ti dico Gaspar per il Lecce, che ha preso la traversa contro il Napoli. Ciacciua. L'ho scritto in qualche modo. Bene così, e arriviamo a Torino-Inter. Posso? Sì. X. L'ho pensato anch'io in realtà. L'ho pensato anch'io perché è indubbio che l'Inter potrebbe anche vincere, per carità, però si gioca a Torino e questo comunque potrebbe fare la differenza sotto certi punti di vista. È ovvio che l'Inter viene da una semifinale lunga e difficile contro il Barcellona, dispendiosa dal punto di vista emotivo e fisico, anche se comunque ha giocatori che non hanno proprio giocato mercoledì, martedì, e quindi farà un po' di turnover. Ecco, dovrebbe fare molto turnover Inzaghi, giustamente, aggiungerei, e questo potrebbe essere, cioè per esempio Inzaghi ha fatto molto turnover anche nella partita precedente, in realtà l'Inter ha vinto 1-0 risicato contro il Verona, non ha brillato. Quindi questo potrebbe portare, diciamo, il Torino, se il Torino dovesse fare una bella partita, o comunque una determinata partita, potrebbe portare anche a pareggiarla invece che insomma a far vincere l'Inter. È chiaro che questo discorso rientra anche un po' di discorso da tifosi. Bravo, questo mi sembra logico, forse ci facciamo trasportare un po' da questo, però non mi sembra così assurdo che accada. No, infatti sono d'accordissimo. Non mi sembra così assurdo. Io perciò ho detto subito X, perché è lo stesso discorso che ho fatto pure io in mente. È così, quindi ci giochiamo l'X per quanto riguarda la bolletta pazza, con delle motivazioni, non solo perché siamo tifosi del Napoli. E per quanto riguarda i giocatori, ti dico Elmas. Guarda proprio le sliding door, guarda i casi della vita, che magari, capito, è quello che ci aiuta, per così dire. L'ho citato e ti dico Zielinski. E me l'hai rubato perché stavo pensando allo stesso. Ti dico Zielinski per l'Inter. Allora io ti dico Ricci, che secondo me fenomeno Ricci, secondo me forte. Se Lobotka dovesse andare via è un buon prospetto. Ricci Gilmour sarebbe una bella coppia, secondo me. E per l'Inter Carlos Augusto. Augustolo. Bene, andiamo alla partita che non pronostichiamo. Sappiamo che dobbiamo fare il nostro, dobbiamo pensare al Genoa. Andiamo direttamente ai giocatori, perché è inutile che parliamo a fa. Assolutamente inutile parlare. Io ti dico Lukaku, che ha bisogno di tornare a segnare, te lo dico proprio flash. Mentre per il Genoa uno di quelli che potrebbe romperci il cazzo, secondo me potrebbe essere Zanoli. Parlando di ex, esatto. E invece ti dico farà una buona partita Gilmour, perché dovrebbe giocare al posto di Lobotka, che è mezzo infortunato. Penso di sì. E invece quello che ci romperà il cazzo può essere, secondo me, Messias. Sì, comunque sono quei giocatori che cacciano la scienza in determinate partite. Già. Bene. Ultime 2 partite. Venezia-Fiorentina. I posticipi del lunedì, con questo bellissimo campionato spezzatino. Che palle, madonna. Venezia-Fiorentina. La Fiorentina torna da una bruttissima, cosciente sconfitta, pareggio, però sconfitta in Conference League. E il Venezia invece è in uno stato di forma abbastanza... Il Venezia è abbastanza in forma, gioca abbastanza bene. Secondo me il Venezia la porta addirittura a casa. Secondo me la vince perché la Fiorentina probabilmente potrebbe lasciare qualcosa. E allora vedi che, come dico io, se il Venezia vince, il Lecce vince e tu hai dato questi pronostici, sarebbe un casino per Verona e Parma. Proprio per il Verona, perché il Parma pareggia e si tira. Stai a 33, Venezia va a 29, Lecce va a 30. Ti tiro Verona, a me va benissimo. Cioè, poi dice ma c'è invece sportivo. Però a me mi piace.
si salva il Lecce, che è una squadra del sud, e con diciamo, mi farebbe molto piacere questa cosa, sono sincero. Anche per me, sono d'accordo. Quindi te l'ho detta così, vittoria Venezia. Anche io sono d'accordissimo. Anche se il Venezia, il problema del grosso del Venezia è che non ha attaccanti, cioè nel senso non ha centravanti. Questo è il suo problema grosso, e lo fa Yeboah insieme a Gittier, che purtroppo non sono proprio chissà cosa. Comunque vedi, se tu vai a venderti poi Amparo, che è il tuo attaccante titolare, e non lo sostituisci. Io ti dico Nicolussi Caviglia per quanto riguarda il Venezia, comunque per quanto riguarda il fantacalcio. E io ti dico io Zerbin stavolta. Mi dice lui Zerbin, vediamo se Zerbin fa il suo. Per quanto riguarda la Fiorentina, ma Ken si è fatto male, cioè in dubbio. Ti dico Dodò. Dodò. E l'Albero Azzurro? E l'Albero Azzurro poi si vede. Poi si vede. Ti dico, vado pure io sulla difesa, ti dico Pongracic. Bene. Ultima partita, Atalanta-Roma. È un'altra partita che farà decidere tanto di questa corsa Champions. Questa è veramente dura, veramente dura. L'Atalanta si è ripresa, la Roma sta continuando a vincere, sta continuando un periodo spaventoso. Sono 18-19 partite. 18 di fila mi pare, o 18-19, sì, non mi ricordo. Avevo visto la classifica del girone di ritorno, non so se girone di ritorno o Ranieri, quando è arrivato sulla panchina la Roma è seconda, a un punto dal Napoli. Cioè, la Roma ha fatto un girone di ritorno spaventoso. In realtà la dava in corsa Champions? Assolutamente nessuno. Infatti, per me esce un pareggio da questa partita. Per me esce un pareggio. Non credo che la Roma vinca a Bergamo. Sta giocando a Bergamo. Non credo che la Roma vinca a Bergamo. L'Atalanta ci proverà naturalmente a vincere e blindare chiaramente il suo terzo posto. E secondo me però la Roma difende bene la modalità Ranieri. Allora, se dovesse arrivare una vittoria della Roma, l'Atalanta si trova un'altra volta invischiata nella lotta Champions. Praticamente sì, dovesse per dire vincere Lazio e Roma si trova il terzo posto è il rischio, anche se comunque l'Atalanta poi dopo avrebbe partite facili, se non sbaglio, perché ha il Genoa e poi ha Parma. Perciò dico non è che rimarrà, l'Atalanta tornerà in Champions tranquillamente, e secondo me da qua ne uscirà un pareggio perché non vorranno farsi del male più di tanto entrambe, probabilmente. Comunque sembra una lotta a chi non vuole andare in Champions quest'anno. Perché poi si fermano continuamente. Sì, non c'è nessuna che poi spicca il volo, per così dire. Infatti. Comunque per me esce un X. Io ti dico Reteghi perché vuole vincere la classifica cannonieri. E fu così che mi segno contro Fantacalcio. Esatto. Reteghi, e poi ti dico per la Roma Pisilli. Pisilli esotico. Io ti dico perché ne sono innamorato con è un centrocampista. Un bel centrocampista che avevo preso volentieri. Io per esempio, io l'avrei visto molto volentieri al posto di Anghissà, per esempio. Sì, l'avrei preso molto. Cioè uno fra Con e Thuram l'avrei preso al posto di Anghissà. Comunque se prendiamo questa bolletta ci mettiamo 13.000 euro in tasca. Mica male. Per la Bologna, Bologna rovesciuto, per l'Atalanta, Ederson. Bel centrocampista. Ederson. Bene. Altre considerazioni da fare? Ma penso di no. Avete delle domande da fare? Voi che siete all'ascolto, se siete ancora all'ascolto, se vi siete rotti il cazzo, non lo so, dite voi. Penso che ci siamo. Siamo andati abbastanza spediti in realtà con i pronostici e con tutte le altre cose. Vediamo che cosa accadrà. Mancano gli ultimi 3 passi per qualsiasi cosa. In realtà noi chiaramente citiamo questa cosa per il Napoli, però mancano gli ultimi 3 passi per la lotta a scudetto, per la Champions, per la retrocessione, per la corsa all'Europa in generale. Vediamo. Sarà un po' di ansia chiaramente. Sì. Pensiamo al Genoa. Esattamente, pensiamo al Genoa sabato sera, domenica sera, e speriamo bene, incrociamo le dita. Noi vi auguriamo una buona giornata. Arrivederci. Ci vediamo lunedì, non sappiamo ancora l'orario, per la live del post partita sicuramente. E forza Napoli sempre. E arrivederci, grazie ragazzi. Alla prossima.
Ciao.